anch'io sono di questo. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento di Tepilora Culture, itinerari fuori del tempo, rassegna promossa dal Galnorese Baronia e realizzata dalla cooperativa Istelai. L'evento di questa sera, dal titolo Samaghia de Sabba Medica e de Aspredas Pintadas e Doladas, viaggio emozionale alla ricerca, scusate la pronuncia continentale italica, alla ricerca della sacralità delle fonti, vede come protagonista e graditissimo ospite Franco Stefano Ruiu, nuorese, scrittore, documentarista fotografico, autore di numerosi libri sulle tradizioni sarde, tra questi il racconto del pane, i riti della settimana santa in Sardegna, un'isola in festa, maschere e carnevale in Sardegna. L'affascinante narrazione a cui stiamo per assistere, con la sua impostazione particolare di viaggio emozionale, come recita il titolo, rappresenta certamente un inedito per le conferenze che finora abbiamo ospitato a Romanzese. Alcune considerazioni molto veloci possono spiegare perché quest'anno abbiamo per così dire scelto di uscire dai consueti schemi narrativi. E per fare questo partiamo proprio dal luogo in cui ci troviamo, da Romanzesu, in particolare all'interno di uno splendido monumento legato al culto delle acque nuragico, così come tradizionalmente viene definito. Siamo in realtà nell'autentico cuore pulsante di un vasto centro cerimoniale di epoca tardo-nuragica, caratterizzato da una straordinaria ricchezza monumentale, con aspetti unici, addirittura intriganti dal punto di vista scientifico. Attorno a noi, oltre il Pozzo Sacro, per chi non ha visitato Romanzese, è in quella direzione, oltre il Pozzo Sacro abbiamo Capanne delle Riunioni, il Tempio delle Ambre o Eron, templi a Megaron, il cosiddetto labirinto, abitazioni e probabili strutture di servizio, in un sorprendente susseguirsi di edifici di forme e dimensioni diverse, ciascuno con il proprio carico di valenze simboliche e funzionali. E tutto questo solo per la piccola porzione riportata in luce fino ad oggi. I 9 decimi sostanzialmente sono ancora da esplorare. Il centro cerimoniale, il villaggio santuario, rappresenta una delle meravigliose eredità del mondo nuragico più difficili da interpretare, perché frutto di un universo immateriale che ha a che fare con la dimensione del sacro, che in definitiva è all'origine dell'incredibile complessità architettonica in cui siamo immersi. L'archeologia, con i suoi tradizionali metodi di indagine, attraverso sempre più raffinate tecniche di scavo, di documentazione, di studio e di analisi, inserisce questi monumenti e i loro reperti in una griglia tipologica ed in una sequenza cronologica. In condizioni ideali, con molto impegno, tempo e fatica, è in grado di fornire una lettura profonda delle vicende che hanno caratterizzato siti e monumenti archeologici dalla loro nascita al loro abbandono. Tuttavia, e qui arriviamo al punto delle considerazioni, se vuole mantenere il suo rigore scientifico, per cui ogni affermazione deve essere documentata, non può che limitarsi a grattare la superficie con le unghie, per così dire, di quell'universo immateriale che ha a che fare con la sfera del sacro e del mito, dei valori spirituali, delle credenze magico-religiose, del pantheon, dei culti e dei rituali del mondo nuragico in particolare e pre-protostorico in generale. Purtroppo per la comprensione di un mondo così complesso non possediamo la chiave di lettura fondamentale, il racconto diretto sotto forma di fonte letteraria o forma epigrafica. Tutto questo, capirete, è molto frustrante e rende inevitabilmente la narrazione archeologica un po' arida e monca nelle sue interpretazioni. Ma questa sera, affrancati da tutti questi vincoli, Franco Stefano Ruiu ci guiderà in piena libertà in un viaggio emozionale e suggestivo proprio nel tentativo di svelare questo universo immateriale così affascinante. Grazie, a lui la parola e come sempre ottimo ascolto a tutti noi. Mi sentite se parlo senza microfono? No. E adesso?
E tanto, dopo quello che ha detto Nando, che senza sentirci, senza metterci d'accordo, praticamente ha messo i puntini sulle i, gli dico, buonasera e benevenios. Però prima di iniziare, ritengo sia doveroso informarvi e poi un'altra cosa, me lo sono scritto anch'io perché ormai ho l'età che le cose me le dimentico e lasciare i ragionamenti a metà a chiedervi dove eravamo arrivati non mi va, per cui me lo sono scritto. Ritengo sia doveroso informarvi su cosa andrete a sentire e a vedere nel corso di questa serata. Non ho accettato di venire a Romanzesu per sentirmi dare del bravo, non ne ho bisogno, e quindi gratificato per le foto che ho fatto e che ho intenzione di condividere qui con voi stasera. Assolutamente no, non è nelle mie intenzioni. Però non intendo mostrarvi cartoline, perché cartoline non voglio che siano. Le mie foto voglio che siano altro e per dimostrarlo ho bisogno di pensieri e di parole. Gli stessi pensieri che sono nati liberi, figliati dalle suggestioni che ho provato nell'andare tante volte a fatica per trovare armaguias desesperadolas e pintarlas. Suggestioni ed emozioni che intendo mettere a comune con voi stasera, qui nell'incanto di Romanzesu, e quindi consentitemelo di farlo e vi sarò grato. E dunque di nuovo. Buonasera e benevenidos. Prima di dare inizio alla serata, come giusto che sia, ringrazio di cuore tutti coloro, nessuno escluso, che hanno fatto in modo che questa serata avvenisse, invitandomi a prenderne parte. Quindi ringrazio gli amici della cooperativa Istelai in prima battuta, Francesco in seconda, tutti gli altri in terza. Francesco perché lui che ha fatto la tramite e quindi nessuno escluso di tutti gli altri. Il ringraziamento è dovuto per più di un motivo, per l'onore che mi è stato concesso, per avermi consentito di realizzare un sogno a lungo sognato, con la paura di non vederlo realizzare, e infine per l'emozione che provo e ve ne starete accorgendo nel trovarmi qui in questo luogo affattato, unico nel suo genere, capace più di ogni altro luogo di testare suggestioni ed emozioni, per il solo esserci e sentirsene parte. Ecco, non venitemi a dire che voi, delle suggestioni che evoca il romanzismo, era state indenni, perché non ci credo. Perché non è possibile. Non è possibile che questa sorta di anfiteatro, che anfiteatro a mio avviso non era, non vi trasporti nel mondo in cui è stato. Mondo in cui è stato. Io non mi vergogno a dire che dalle suggestioni mi lascio suggestionare. Me ne vanto se accade. E stasera sta accadendo alla grande. Non so voi, ma io, per esempio, non ce la faccio a dirlo, ma li vedo per davvero i padroni di casa, seduti in mezzo a voi, i veri padroni di casa. C'ho la pelle d'oca nel dirvelo. Li vedo seduti in mezzo a voi sui loro gradoni, in silenzio attenti a quello che dirò di loro e non di loro soltanto. Mi chiedo se ci venivano di giorno o di notte a riempire questi spazi. Ogni quanto ci venivano. Ci venivano solo per occasioni speciali. E quali erano queste occasioni speciali? Lune piene, equinozi, solstizi, tanta acqua o si cagna come adesso. E quando venivano, quale poteva essere il loro atteggiamento, seduti su questi gradoni? Rispettoso silenzio o facevano casino? Fatta la pesca. E se l'acqua non c'era, che uso ne potevano fare di questo anfiteatro? Magari si riunivano nel labirinto. Guarda, ne fastidiosa Luca. Riflette. Compiendo nel labirinto di riti che a noi sono sconosciuti e questa sa lastima.
Potrei continuare fino a dopodomani volendo, ponendomi domande che sono figliate dalla suggestione che questo chiaroscuro non fa che evocare. E invece mi fermo per dare inizio alla mia narrazione da un altrove, che non è di luoghi, ma di tempo, un altrove molto ma molto lontano. Si dice che alla fiera, intesa come mercato, ciascuno ci vada per cercare di trovare quello che gli serve. Bene, io quando scappo di casa alla fiera ci vado per cercare emozioni e grazie a Dio riesco a trovarle, tanto mi basta. Lo facevo da prima per circa una trentina d'anni, quando mi illudevo di essere cultore di tradizioni popolari e mi illudevo anche che il mio impegno servisse a qualcosa. Ci credevo e tanto mi bastava perché le emozioni di cui avevo bisogno le trovavo e le vivevo. Poi di colpo, col Covid e senza Covid, tutto è svanito. Ma non è colpa del Covid. Fatto sta che sono venute a mancare le vecchie maestranze, quelle che su Connotto lo sapevano rispettare ed amare, perché ci credevano. E in cambio sono arrivate le generazioni del nuovo che avanza. Quelle che si lasciano dare dei figuranti senza provare rabbia. Si vede che figuranti è apparenza e non contenuto. Lo sono per davvero. Questo è bastato per farmi capire che era ora di dire basta e l'ho detto, di colpo, metaforicamente parlando, è come che abbia smesso di fumare e non provo rimpianto. Però le emozioni che provavo, che avevo bisogno di provare, mi sono mancate e mi mancano. Ora, a Bezzesa, ho nuovamente toccato con mano che pur con meno vigore, senza provare emozioni, non riesco né a stare né a vivere. E devo fare cosa ho fatto gai. E Tuncas, dove vado a cercarle? In Samagia de las predas, pintadas e doladas, e nella sacralità delle fonti, che loro, sormanno, so belle che neanche noi schiana, hanno fatto in modo che restassero eterne. E ancora le abbiamo. E secondo voi quale dovrebbe essere il nostro contributo da dare per rendere omaggio in modo rispettoso e garbato alla magnificenza di tanta grande bellezza? L'emozione. Quella è dovuta, l'emozione. Io la provo e quando la provo vi assicuro che mi sento appagato e provo anche una pace interiore che altrove non riesco a trovare. Andarla a trovare e riuscire a trovarla, quella grande bellezza, non è facile, specie alla mia età, ho 79 anni. Talvolta costa sacrificio, ma ne vale la pena. Una volta passato l'affanno per l'età e per altro, il silenzio e l'ascolto sono l'inizio del mio grande pensare e ripensare, più del perché che del come. È l'ascolto che riesco a creare mi porta lontano per illudermi di essere loro, a pensare come loro pensavano, e per farlo devo privarmi di quello che credo di sapere, per illudermi di sapere quello che loro sapevano e non sapevano, ischiano e non ischiano. Ma di illusione si tratta, di pura illusione, non che suggestione. Però lo ripeto, mi appaga e come vedete sono pure sfrontato nel venire a proporvela. Sta di fatto che loro credevano ed erano praticanti nel credere, in un modo che ai nostri occhi potrebbe sembrare esagerato, se non addirittura maniacale. Però se in quella maniera e non in un'altra loro erano abituati a procedere, de bada noeste, come diciamo dalle nostre parti, non è per niente, un motivo ci deve essere. Un papa li aveva definiti adoratori di pietre e di legni. Strano che abbiamo messo di dipingerli anche come quelli che erano capaci di adorare l'acqua. E mica ce ne vuole a non accorgersene. Siamo in un santuario romanzeso e ai loro occhi lo era, e non era il solo, e ce n'erano altri, e non pochi. Pensiamo a Serri con Santa Vittoria, a Paolo Latino con Santa Cristina, giusto per citare i più conosciuti. Santuari pagani che sono stati copiati e incollati con l'avvento del cristianesimo, che di novenari ha riempito le nostre campagne.
prima di novenare sulle paleoliche. In gergo si parla di sincretismo religioso, tant'è vero che proprio sulle ceneri, si fa per dire, dei siti pagani, sono sorti i novenari campestri, utilizzando addirittura le stesse pietre di feltre e di roccate. Bene, in quei santuari pagani, i pagani era proprio l'acqua che adoravano e idolatravano, e per farlo intorno alle fonti erigevano quelle che per loro potevano essere cattedrali e anche cappelle sistine. Io la critica non la temo per l'azzardo di questo confronto, ma se mi date una mano per comparare i tempi, le scuole di apprendimento e i mezzi a disposizione che loro avevano e che i nostri non avevano, beh, con nulla che loro avevano dovrete convenire che il paragone non è per niente azzardato. La domanda è, ma era il caso di costruire intorno a una sorgiva tutto l'ambardam che loro hanno costruito? A questa domanda ne aggiungo altre due, che potrebbero apparire banali, ma che banali non sono, e sono addirittura fondamentali. Ma noi lo sappiamo che cosa sia veramente l'acqua e cosa sia veramente la sete. Cos'è l'acqua? Siamo sicuri di saperlo? Realmente? Consentitemi di non essere certo. Noi a conti fatti, nonostante la siccità che stiamo toccando con mano, dell'acqua sappiamo che è acqua soltanto, nient'altro che acqua, da bere al bisogno, oppure per fare la doccia. E qua se manca, altrimenti ce la prendiamo con la regione e col governo, che è sempre ladro, a prescindere. E la sete? Lo sappiamo veramente che cosa sia la sete? Anche in questo caso mi dovete consentire di nutrire seri dubbi al riguardo. Ai primi segnali di quella che potrebbe sembrarci sete, il problema è risolto. Non vi chiede nulla, basta scegliere cosa bere e la sete scompare. Io voglio raccontarvi una storiella a questo punto. In gioventù, molti anni fa, a Gonone con gli amici, da Gonone avevamo visto Callaluna. Non sapevamo se c'era strada, però era lì. Ci andiamo a Io, l'indomani mattina siamo partiti 2 bottiglioni d'acqua di vetro, a petto nudo per prendere il sole, tanto si faceva in fretta, e infradito. Cammina che di cammino l'acqua è finita. Ed eravamo andati oltre il punto di non ritorno. Io ho conosciuto la sete, che vuol dire che cosa? Che la lingua mi toccava il palato e la voce non usciva un rantolo. Ho pensato che si stava mettendo male. Abbiamo trovato nelle vicinanze un oleandro e abbiamo pensato che l'oleandro è quello che tira l'acqua. Siamo messi a scavare con le mani, peggio di cani. Abbiamo fatto un fosso incredibile che manco noi credevamo che siete stati noi a farlo. Acqua niente, umido, di nuovo a scavare, umido un pochettino così, poi finalmente fango con acqua. Subito riempito di zanzare e moscerini. E quindi, tolto il fazzoletto che era in testa con 4 nodi per non prendere isolazione, messo sul fango e giù a turno a succhiare dal fango. Non era acqua, era l'acqua più buona del mondo. Ecco, io per quell'acqua sarei stato capace di vendermi l'anima, perché veramente sapevo in quel momento cos'è la sete. E da quella volta lì non me lo sono mai dimenticato. Da questa storiella vera dell'umano vorrei trarre conclusioni per niente azzardate. Innanzitutto che la sete, quando è sete per davvero come quella, se non è curata è una malattia grave che può condurre alla morte. Che dalla sete si può guarire bevendo, assumendo acqua e sapendola assumere. Ne consegue che l'acqua guarisce dalla sete, che è guaritrice e quindi anche medica. Che quando la sete è sete per davvero, per chi sta morendo di sete, a vedere se l'acqua viene ad essere sacra, più sacra del sacro,
al punto che arriveresti per davvero a venderti tutto, anima compresa, per una semplice goccia d'acqua per inumidire la labbra. Facendo la somma di tutto quello che ho detto, indossando i panni o le pelli di allora, di loro, dei padroni di casa, cosa ne consegue? Che loro, l'esperienza della mancanza dell'acqua e del terrore di non averla, chissà quante volte l'hanno vissuta, quando di acqua c'era veramente bisogno, vale a dire sempre. All'acqua loro erano obbligati a viverci accanto, e nei pressi dell'acqua che per forza sviluppavano le loro comunità numerose fino a un certo punto e non oltre. Acqua che poteva essere ruscello o sorgiva, ma pure un torrente. E poi? Avranno imparato anche a cercarla l'acqua se l'acqua non c'era, e quindi avranno imparato a sentirla l'acqua e a percepirla. Oggi soltanto pochi di noi sanno sentire l'acqua e avere il dono, e si vantano di essere rabdomanti. Allora, a quei tempi, mi sa che erano obbligati tutti quanti ad avere quel dono, a sentire l'acqua dove non c'era. E quindi sapevano dove c'era e dove non c'era. E una volta trovata, dopo il bisogno di andarla a trovare, dopo la fatica di averla trovata e la paura di non riuscire a trovarla, quella che trovavano, specie se era in un posto che loro non la sentivano, poteva essere acqua soltanto da bere o che cos'altro. Provate a essere loro, con i loro bisogni, con le loro paure, non con le vostre certezze. Credo che quella che trovavano non potesse essere acqua da bere soltanto, per 1000 variati motivi, e i loro motivi non i nostri. La conferma ce l'ha da tutto quello che hanno creato in onore dell'acqua. L'acqua per loro era vita, di uno e di tutti, ma anche per noi dovrebbe essere la stessa cosa, ma non mi sembra che sia la stessa cosa. L'acqua per loro era un dono. Loro al dono credevano, ne erano talmente convinti che il dono andava onorato al meglio di come potevano e avevano imparato a imparare. A proposito di doni e di ricevere e di ricambiare, noi abbiamo un proverbio, un udizzu, perché amistade si mantenzata, toccata che pratuanne te pratuenzata. Perché si conservi l'amicizia bisogna che il favore venga ricambiato. Loro si vede che a s'amistade col divino ci tenevano, e come? E per ringraziarsi alla quell'amistà a modo loro, si impegnavano a restituire la riconoscenza dovuta e lo mettevano in pratica. E oggi lo possiamo vedere come lo mettevano, con la bellezza di quel restituire. È possibile che fosse solo stupore quello che provavano quando vedevano l'acqua sgorgare da dove non era possibile che potesse sgorgare. Pensiamo ai luoghi assolati e calcari dove da sempre si sa che l'acqua è assente oppure scarseggia, oppure in un'altura nei pressi di un valico piuttosto che a valle. Se accadeva quando accadeva era e non era un prodigio? Certo che sì. È evidente che a quel prodigio era doveroso rendere grazie. Noi crediamo ai miracoli, almeno quelli che ci crediamo. E loro, perché non avrebbero dovuto credere ai prodigi, nel vedere quanto accadeva, che scaturiva dal nulla, davanti al loro stupore? Perché non doveva essere un prodigio? Un segnale divino? Ovvio che quel prodigio si veniva a sapere, ben oltre le proverbiali 7 laccanas, che per gli italici vuol dire 7 confini. E tanto bastava per richiamare sul posto gente da tanti altrove. Era quel manifestarsi che faceva tanto clamore o la voglia di assaggiare quell'acqua nei ventri? Aiutatemi a capire. Le pietre che ci stanno tutti intorno ci raccontano di frequentazioni di tanta gente, non di poca gente, che veniva da Sucurromane Savurca, da lontano, a costo di tanti sacrifici, portandoci magari anche doni. Ci veniva per bagnarsi soltanto il viso e le mani o per fare che cosa? Sta di fatto che a Romanzesu,
qui accorreva tanta gente. Non lo attestano i tanti mozziconi di sigaretta che abbiamo trovato facendo ricerche. Lo attestano le pietre, monumenti di oggi e dimore di allora. Come faccio a non chiedermelo? Perché ci venivano? Per bere acqua soltanto? E ci venivano azzaltatos e incalchinatos? Già da allora si sapeva che quest'acqua fosse cristallina più di tutte le altre messe assieme. E in questo anfiteatro, che fosse anfiteatro o no, cosa accadeva? Abluzioni di massa comuni, rituali, tipo fiume Gange, in salsa barbaricina, e in assenza di acqua, ugualmente accorrevano per chiedere con riti propiziatori che l'acqua arrivasse. E ancora, e il labirinto, sempre che di labirinti non si tratti, cosa accadeva al suo interno? Ma la domanda essenziale deve essere un'altra. Se l'acqua in quel pozzo ora asciutto non c'era nemmeno allora, se il presunto prodigio non si fosse mai manifestato, loro Sormannos ugualmente sarebbero venuti da tanti altrove a costo di tanti sacrifici a Romanziso. A fare cosa? Risposte ce ne potrebbero essere tante, tutte valide, ma per assurdo nessuna certa. A Santo Francisco noi nuoresi ci torniamo ogni anno, e anche a piedi. Ci torniamo per il santo o per assaggiare zurrette e filindeo? È possibile fare un raffronto nel merito di questo quesito? Perché si andava e si va? Era l'acqua in funzione del luogo considerato santuario? Oppure era l'accoglienza del luogo, anche in assenza di acqua, a richiamare presenze? Resta il fatto che una domanda diventa opportuna. Se non era un prodigio, se prodigio non c'era stato, che senso aveva costruirci tutto intorno quello che ci costruivano, così come lo costruivano? Il sacro, che era l'acqua, aveva il diritto di essere considerata sacra, non poteva essere un dono banale ed effimero. Il sacro, oggi come allora, aveva la pretesa di luoghi sacri, di santuari, dove lo si potesse osannare, di tabernacoli che lo custodissero. Tabernacoli. Se non lo comprenderemo, questo concetto, vale a dire la sacralità assoluta che l'acqua poteva avere per loro, noi per le pietre, doladas e pintadas, che abbelliscono le loro fonti e i loro pozzi, noi riusciremo a stupirci soltanto, ma mai e poi mai riusciremo a comprendere il vero perché di così tanta grande bellezza. Perché così tanta accurata bravura da parte delle maestranze nell'eseguire i lavori per conseguire un risultato così sorprendente? Il culto dell'acqua, dalla sacralità delle fonti per i nostri antenati era di viscerale importanza, così come quello dei defunti. Ecco che siamo alla sacralità delle fonti. La foto che rappresenta, che stiamo vedendo, rappresenta uno dei tanti momenti che caratterizzano un'Ardia, vale a dire Susingirios. Qui siamo a San Mugheo, anche qui 6 luglio, e anche qui Ardia per San Costantino. A Sedila, a un certo punto dell'Ardia, i cavalli compiono riti rituali attorno a Samuredda, che per chi non lo sa, Samuredda è una piccola rotonda, sormontata però dalla croce, simbolo della cristianità. A Samugheo invece, questi giri si compiono intorno a una fontana. Cosa posso pensare? Si vede che da queste parti, quella fonte, a quel punto dell'Ardia, aveva la stessa insacralità di una croce. Possiamo parlare di una libera scelta a suo tempo, da parte dei locali, o di sincretismo religioso mancato, sempre a suo tempo? Notoriamente San Mugheo è un paese fortemente legato alle sue tradizioni, alle usanze che appartengono al suo connoto più autentico. È per questo che personalmente ritengo di trovarmi al cospetto di un esempio tangibile di una resistenza ostinata
all'assalto di una contaminazione culturale e religiosa, nel caso specifico alla pretesa di una mutazione del vero significato dell'acqua. Acquedotti romani. Altra situazione. È abbastanza evidente che gli acquedotti mirabilmente creati dal nulla non sono stati creati per celebrare il divino dell'acqua, bensì per consentire all'acqua di raggiungere i luoghi dove servivano e mancava. La finalità di un acquedotto era il soddisfare esigenze pressanti e primarie. L'acqua non è più elemento simbolico da venerare, ma acqua da bere soltanto. Se l'acqua da prima, in un passato remoto dalle stesse popolazioni, era considerata un dono del Dio che la deteneva ed elargiva, col passare del tempo veniva a diventare, per le stesse popolazioni nel tempo manipolate, essenzialmente un bisogno da soddisfare. Al tempo stesso diventava potere politico, detenuto dall'uomo che nel mentre aveva sompiantato il divino, uomo che era diventato esso stesso divino. Ora era lui, e non il Dio, a donare l'acqua e a farsene vanto, costruendo acquedotti. E arriviamo ai nostri, a Sormannos. Perché romanzeso? Perché Sutimpieso? Perché Santa Cristina e tanti altri ancora che rendono ricca di storia a Tulumannu non letta la nostra amata terra sarda? Onestamente, ammirando quanto rimane, soprattutto dei Sutimpieso e di Santa Cristina, resto sbalordito. Resto sbalordito dalla capacità costruttiva che avevano loro a quei tempi, col poco che potevano avere, nel riuscire a realizzare una perfetta fusione fra la grazia e l'armonia delle forme. Questa è una convinzione che intendo ripetere fino alla noia. Riuscire a realizzare la grazia con la perfetta armonia delle forme, col poco che avevano. È per questo motivo che quelle pietre aliciate doladas, soprattutto del Tempio di San Cristina e di Santa Cristina, io le definisco pintadas, dipinte. Al loro cospetto ho l'impressione palese di trovarmi dinanzi a un quadro dipinto eppure da autore. Perché tanta grazia? Per un sorso d'acqua soltanto? O per un voler dire molto più alto? Se loro hanno creato quello che hanno creato con quella grazia intorno a una sorgiva, beh, lasciatemelo dire, torno a dire le Padre Nostre. Vuol dire che proprio lì, e non altrove, loro avevano percepito l'impronta del sacro e del divino. Era lì e non altrove che il divino si era manifestato. Ed è per quello che in quel luogo e non in un altro luogo, quel luogo andava venerato e onorato nei modi e nelle forme più adatti e opportune. Comunque, perché i santuari maestosi di Lourdes e di Fatima, tanto per citare quelli nati e cresciuti intorno al miracolo che è avvenuto? Perché lo sfarzo di quei santuari è proprio lì e non altrove? Altrove può essere edificato un richiamo simbolico, ma il vero santuario è lì, quello del miracolo. È lì dove i fedeli hanno bisogno di accorrere. E quindi perché non dovrebbe essere consentito un accostamento per niente sacrilego con il loro modo di onorare il sacro e il divino? Perché nei siti che andremo a visitare in fase di scavo, nonostante predatori e quant'altro, sono stati trovati ex voto? Per grazia ricevuta o cos'altro? Da quando l'essere umano ha iniziato a camminare in modo eretto del divino e del sacro, ha sempre avuto bisogno, e l'acqua del sacro era l'emanazione più immediata e tangibile. Goccia d'acqua è l'inizio. Avete presente la Cappella Sistina? Le udite che stanno per toccarsi. Da lì inizia la creazione. Dalla goccia d'acqua inizia tutto quello che stiamo vedendo. A me sembra di vederli titubanti, paurosi,
indecisi se entrare o non entrare all'interno delle viscere della terra. Noi in italiano diciamo viscere, loro diciamo las entrañas. Noi entriamo in una grotta, loro probabilmente entravano in un'altra cosa. Entravano con tanta paura, però volevano sapere, dovevano aver bisogno di scoprire. E una volta che entravano, con la poca luce di cui disponevano, si trovavano al cospetto di queste mammelle che pendevano dall'alto, dei seni allungati, dalle quali scaturivano gocce d'acqua. E sembrava che quelle gocce non fossero d'acqua, fossero latte di grotta. Il discorso è che loro, in quei sentieri, in quei luoghi, avevano imparato ad avventurarci, ci tornavano per portare dei doni, per rendersi amica della divinità che ci dimorava. E questo non appartiene solo alla nostra cultura, appartiene a tutte le vecchie, le antiche culture. Qui siamo a Saoche, a Oliena. Bene, loro entravano come questi a visitare il luogo. Era asciutto, umido ma asciutto. Acqua non ce n'era, solo gocce. Improvvisamente. La vedete questa? Questo è quell'ingresso che abbiamo visto prima, dove stanno entrando per vedere Saoche. Da quella stessa voce, improvvisamente, preceduta da un urlo, Saoche, la voce, usciva scoppiando tanta acqua, un'infinità infinita di gocce. E in quella grotta l'acqua non c'era. Loro il principio dei vasi comunicanti in occasione di piogge non lo conoscevano. Sapevano solo e soltanto che lì si manifestava un prodigio. Usciva quest'acqua che sembra latte che diventa acqua. Lo vedete in fondo sempre alla bocca della grotta. Latte, copioso, abbondante. E ancora latte. Qui siamo su Golgone. Generalmente esce in acqua trasparente. Stavolta esce latte, abbondante, rumoroso, occupa tutti gli spazi. Poi ci sono le cascate, più lontano, belle da vedere. Intorno a questi luoghi loro ci creavano le loro abitazioni, i loro villaggi. Adoravano questo tipo di sacro. E qui state attenti, lavorate un po' di fantasia. Siete di fronte a una madre. La state vedendo. La testa, le braccia, il petto, il seno, tutto il resto. Ci vuole fantasia, suggestione. E io mi lascio suggestionare. Loro probabilmente facevano la stessa cosa. E quindi loro all'interno di quella grotta erano convinti di essere nel ventre di quella madre che dispensava l'acqua. E quello era un prodigio. E vedremo che intorno a questo prodigio loro ci hanno costruito un villaggio. Spero di non aver annoiato e deluso, e se così fosse vi chiedo scusa. Ma era così il viaggio emozionale che intendevo proporvi prima di mostrarvi le immagini. Un viaggio insolito, come ha detto Nando, almeno credo, con tanti perché in cerca di risposte. Il principale è perché questo modo di fare, in maniera così graziata e solenne, solo per soddisfare la sete degli assetati. Certo che sì, anche per quello, ma per quello
bastava la raccolta dell'acqua. E quindi perché tutto il resto? Io sono convinto che loro lo abbiano fatto per un senso profondo di gratitudine, per un bisogno sincero di amistade col divino che il dono elargiva, e con gioia, ma a ben guardare sembrerebbe anche un inno di gloria e gratitudine per il dono goduto. Tutto questo è triste doverlo ammettere, spero che ne conveniate, equivale a una severa condanna nei nostri confronti per il bene che all'acqua non abbiamo voluto nel corso del tempo. Nel corso del proseguimento della sfilata vedrete, vi farò notare, se mai vi è capitato di farlo per conto vostro, come in tutti i monumenti che andremo a visitare ci sia un qualcosa che sembrerebbe rimandare al rispetto di un unico spartito, non musicale, ma architettonico. E questo è l'incredibile, considerando tempo di esecuzione e distanze chilometriche esistenti fra i siti indagati. La domanda è: esisteva una sorta di catechismo, già che di sacro si tratta? E come poteva avvenire un simile copia e incolla, se a quei tempi non era stato ancora inventato? Cos'è che sapevano e non sapevano? E se sapevano, come facevano a saperlo? E a saperlo allo stesso tempo in diverse distanti parti dell'isola. Esisteva o non esisteva una scuola del fare e dell'imparare? Sta di fatto che loro sapevano. Siamo noi a non sapere cosa sapevano e come avevano fatto a saperlo. Tutte le opere che sottopongo alla vostra attenzione dovrebbero essere realizzate nell'arco temporale di 14-10 secoli prima della nascita di Cristo, vale a dire 3.000-3.400 anni fa. E il bello è che sono ancora qua, a dirci che loro le cose che facevano le sapevano fare e che le facevano a futura memoria di quello che noi ora stiamo facendo, di quello che mio figlio architetto sta realizzando ora. Fra 1000 anni cosa resterà? Se c'è qualcuno che lo indovina, giuro che gli regalo una lavatrice a colori. E dunque partiamo dallo stupore della goccia dell'acqua sospesa, dall'importanza che con la singola goccia può avere. E siamo a Dualchi, Fonte Cubas. Si trova in un altopiano basaltico, in un sito che comprende un nuraghe, 5 petili allineati e una tomba comunitaria. La domanda è: perché questa fonte, tante fonti, sono rimaste fonti e non sono diventate pozzo sacro? Qual è la discriminante? Perché sorgente di superficie? Può essere quello il motivo? Qui siamo a Sedilo, fonte Erighigine. Anche questa fonte non è mai diventata pozzo sacro. È realizzata con lastre di basalto, ha una pianta ovoidale particolare di questa fonte, un simbolo inciso in una lastra. Non si sa se sia di adesso oppure di allora e non si sa nemmeno che cosa possa significare. Olbia Lifitteddi, altra fonte nuragica mai diventata pozzo sacro. La ricchezza del bello si è fermata agli stipiti e all'architrave che sono di buona fattura e sono realizzati con conci di granito. All'interno una vasca per la raccolta dell'acqua, con tanto di incavo e decantazione. Nonostante l'abbandono, la fonte continua a manifestare la sua pregevole fattura. Sedilo, Punta Narco. È soprattutto al cospetto di questa tomba che è più che normale chiedersi perché non sia diventata pozzo sacro. Le potenzialità sembrerebbero esserci tutte, datevi tempo perché questa è prima del restauro
della pulizia dovuta, del rispetto dovuto, perché ci si ricorda ogni tanto di dovere del rispetto. Perché anche questa sorgiva è di superficie? La sua forma e i suoi componenti denotano una sacralità che nelle altre fonti che abbiamo visto finora non è riscontrabile. Evoluzione costruttiva o destinazione di uso differente. I blocchi che la compongono sono in basalto e trachite, sono perfettamente martellati. Questa fonte sembrerebbe unica nel suo genere, evidente la perfezione delle linee sia della facciata che di quella del prospetto posteriore. Davanti, allora qui è prima della cura, qui è dopo la cura. Davanti dominano le linee dritte, nel retro prevale, questa è la fonte dentro, vedete le canalette, guardate la perfezione. Dietro c'è questo semicerchio. Allora, dietro la linea curva, creata con un insieme di conci perfettamente lavorati e incastrati. Il sistema rimanda comunque alla tecnica costruttiva dei pozzi sacri. Era solo una sergente da cui tengere l'acqua? Oppure cosa? Guardate i conci a coda di rondine, perfettamente incastrati. Guardate la sacralità del luogo, come è stata messa. Qui siamo a Itireggio, Fontana e Baule. Nonostante le sue ridotte dimensioni per via della sua caratteristica costruttiva, questa fonte appartiene alla categoria dei pozzi sacri. È costruita su fonte sorgiva di acqua ferrosa, ha una base trapezoidale, la scala è di soli 5 gradini, i blocchi sono di tufo trachitico e alla parte superiore i blocchi sono rozzamente lavorati e alla parte inferiore invece le pietre sono regolari e in perfetta condizione fra di loro. In una di queste è presente un bugno. Cosa dovrebbe rappresentare? Strada facendo di questi bugni ne vedremo altri. Lo vedete il bugno? Alla dei Sardi, sono Nuratolos. Il sito è nell'altopiano granitico di Punta Sanalonga. Il sedimento ha tutte le caratteristiche per essere considerato sacrale. Il prodigio era l'acqua sorgiva in altura? Certo che sì. Un suo edificio alla prevenza di un tempio è circondato da un recinto circolare che parrebbe rimandare al sacro. Comprende un ambiente di ingresso rettangolare del quale si accede alla sorgiva. L'insediamento nella parte alta comprende un ambiente ampio a megaron e un tempio è rinchiuso nel recinto circolare con l'ingresso orientato a est. Stupendo il paesaggio. Allora, un dettaglio. Come vedete c'è una mia impronta nel fotografo. Tanto per cominciare utilizzo un grandangolo spinto. Primo per prenderci tutto. Secondo perché lavorandoci, secondo l'inclinazione, cerco di far entrare dentro la macchina fotografica quello che vedo. Cioè far parte di quello che vedo. E questo è il provare emozioni da parte mia. Questo mi paga. Non sapere quando, come, chi, perché, no. Cerco di leggere quello che loro hanno fatto, come lo hanno fatto e mi emoziono. Mai una volta che ci è tornato deluso. Genoni, San Costantino. Allora, vedete questa cima?
Bene, poco rimane di questo pozzo e poco si ha per rappresentarlo con l'enfasi che dovrebbe meritare. Ai suoi tempi doveva avere notevole importanza per l'approvvigionamento idrico della zona. Una lastra che ne copriva l'imboccatura e che reca il simbolo. Dunque questo vedete in cima c'è l'ingresso del pozzo e quella specie di costruzione. Ecco, questa lastra è stata trasportata al museo di Sassari e reca appunto la spirale, simbolo sacrale che potrebbe significare che quel pozzo non era solamente di approvvigionamento idrico. Fatto sta che desta stupore la maestria col quale il pozzo è stato costruito. È costituito da un cunicolo profondo 36 metri, e già questo dello straordinario. In aggiunta, il cunicolo ha un diametro di solo 75 centimetri ed è interamente rivestito in pietra, come abbiano fatto in un mistero. Fino a 6 metri e mezzo dall'imboccatura i conci sono di trachite lavorata. I restanti 30 metri sono invece realizzati con blocchi di calcare, materiale che non è reperibile in loco, per cui lo hanno portato chissà da dove, sempre per il semplice fatto che il calcare garantiva la qualità e il sapore dell'acqua. Il cunicolo, perfettamente perpendicolare, ripeto, ha un diametro di appena 75 cm. Come avranno fatto a realizzarlo è un mistero. Questa è la sezione. Questo è visto con una telecamera inserita. Questo è un argano romano che dimostra che è stato utilizzato in tempo di dominazione romana per approvvigionare d'acqua le zone tutte intorno. Tatinu, siamo a Nucis, nell'Iglesiente. Anche questa struttura, che sembrerebbe creata in tempi di arte povera, è considerata pozzo sacro. Si differenzia da tutti gli altri per la sua essenzialità costruttiva, ma anche per la presenza di 2 travi nel vano scala che formano una sorta di finestra. Altra peculiarità, 29 gradini, la sua lunghezza più di 8 metri. Il pozzo è stato costruito con blocchi grezzi di piccole dimensioni. La domanda è doverosa: come mai questa differenza con tutte le altre meraviglie? Povertà delle genti, scarsità di conoscenze nell'edificare, resta comunque ammirevole il sacrificio che può essere costato nel realizzarlo. Burgos, la Reggia. È un complesso nuragico di circa 4.500 metri quadrati. In origine era circondato da possenti mura ciclopiche. Attualmente ne rimangono appena 70 metri. Al centro un nuraghe polilobato, male in arnese, costruito su emergenze rocciose, e non è l'unico caso. Tra quello che resta è possibile riscontrare la presenza di un pozzo sacro. È possibile. La struttura all'ingresso privo di architrave e presenta al suo interno i classici gradoni capovolti. Possono costituire un indizio che possa trattarsi di un pozzo sacro? Guardate le mura che circondavano il villaggio. Qui stiamo parlando di 3 metri e mezzo, 4 metri. Ecco, questo dovrebbe essere quello che io considero un pozzo sacro. Non c'è architrave. È a sesto acuto l'angolo in alto e già da qua si vedono all'interno i gradoni superiori del capovolto. Era un pozzo sacro all'interno del villaggio? Non è dato sapere. Qui siamo a Ergoli, in altura, su un 80. La posizione del sito è strategica, dominante su 2 vallate e un valico. Potrebbe richiamare, pur con tutti i distinguo, il santuario dos Ordenatos di Ala dei Sardi. Caratterizzano su 80 2 recinti sacri e un tempietto adibito al culto delle acque. Che fosse sacro lo denotano i reporti votivi, pochi in realtà,
trovati in fase di scavo, pochi perché scampati al saccheggio. Il tempio è realizzato con conci in basalto perfettamente squadrati. Purtroppo è stato danneggiato per sfruttare le capacità sorgive a favore dei comuni della vallata sottostante, cioè fino agli anni 60 partiva l'acquedotto che dava acqua alla baronia. Il tempio a Megaron, con capanne circolari. Ed ecco, alla sinistra il tempio, alla destra l'impianto da dove partivano i tubi per portare l'acqua a valle. Ora che quella funzione non c'è più, la domanda è perché c'è ancora quella porcheria e non l'hanno tolta? Non si capisce. Quasi sia diventata sacrale e archeologica anche quell'invasione. Qui siamo a Soscarros, il villaggio che sorge sopra Saoche, quella che vi ho fatto vedere prima, riempita d'acqua, prima a secco e poi riempita d'acqua. Villaggio che ha dell'incredibile perché è realizzato in un ambiente calcareo, dove è risaputo che non c'è acqua. Quindi, se tanto mi dà tanto, che mi ha fatto viverci e proliferare per tutto il tempo la gente che ci ha vissuto. Il motivo del suo esistere, vista l'assenza d'acqua, la sua vicinanza all'antro delle Saoche, per cui in tempi di piena sgorga, ululando dalle viscere della montagna, l'acqua in maniera copiosa e violenta, può essere quello il motivo, però quando la conoscere come facevano a campare. Il villaggio è anche privo di un uraghe di riferimento. Che fosse importante lo denotano i resti del villaggio, abbondanti, e all'interno di essi la dimostrazione che ci fosse una fiorente attività di fusione di metalli. Queste Saoche, questi sono i massi che Saoche, l'acqua quando esce dalla grotta muove come se fossero sassolini. Questa è la grotta in tempo di asciutto, questa è la grotta vista da dentro, questa è sempre la grotta vista da dentro, questa è la grotta colma d'acqua. Ecco, su in cima, proprio sopra, è sorto questo villaggio, con tante capanne. Lo straordinario è che di questo bacile, che ce ne sono due, uno è qua e uno dentro il tempietto, ce n'è uno identico a Barumini, nella reggia di Barumini, identico, della stessa forma e grandezza e della stessa pietra. Lo vedete? E qui il villaggio, creato con grandezza, con opulenza, vuol dire che c'era gente che l'abitava, non poca. Guardate, una sorta di anfiteatro, anche questo qui fatto con i conci, a coda di rondine. Ecco, io l'emozione la cerco in queste forme. Io vado a cercare questi dettagli per fare la fotografia che ancora non ho fatto, ma anche e soprattutto per provare emozione, a pensare alla bellezza che loro riuscivano a fare, a creare, col sacrificio che costava, perché mi chiedo quelle pietre come cavolo facevano a trasportarle, a sistemarle. Questi sembrerebbero i resti di una stele di tomba dei giganti. Non è dato sapere. Qua ci sono delle pietre che hanno vedete resti di cose infilzate che potevano essere oggetti votivi, spade o quant'altro, divelti da chi li ha trovate e portati via. Guardate. Qui abbiamo un bugno, o come cavolo si chiama, come si vuol chiamare. Cos'era? Una mammella? Un capezzolo? Un occhio? Chi lo sa? Trattandosi di acqua, penso che potesse essere il riferimento a un capezzolo.
E qui siamo in questa capanna tipo africana che copre il tempietto, straordinario. Non c'è acqua ed è un tempio dedicato all'acqua, fatto in maniera tale che si presume che da queste protumi di capre, mufloni o altro scaturisse dell'acqua che scavalcasse la testa delle persone che erano sedute intorno al bacile e finisse sul bacile, in una sorta di rito che è impossibile da pensare, perché non c'è acqua. Nel calcare non c'è acqua, ma se l'hanno fatto vuol dire che l'acqua c'era. E dietro ci sono delle dietro qua, queste sono in rilievo, qua dietro ci sono delle canalette di calcare fuse col piombo fuso in modo che non perdano, per condurre l'acqua a fuoriuscire da quelle bocche. Come facevano se acqua non c'era? Si illudevano che ci fosse, ma non credo che fossero cretini fino a quel punto. Ed ecco che c'era il prodigio, che non c'è, però c'era. Guardate. Pozzo Sacro di Satesta, Olbia. Adesso è la volta di due pozzi simili, fatti a distanza di, diciamo, 300 km, contemporanei. O le imprese erano due, o era la stessa, o fatta la pesca. Boh, non lo so. Fatto sta che sono distanti e sono simili, appunto, dicevo. Questo è il tempio di Satesta, di Olbia, si presenta in questa maniera. È stato scoperto casualmente da dei pastori negli anni 30 del secolo scorso che cercavano acqua per le grigi. Avevano visto l'umido, hanno scavato e hanno trovato la sorgiva, evidentemente abbondante, perché la sorgiva è all'interno della costruzione. Per cui è stato rifatto, rispettando per anastilosi, si dice, pensando che fosse così che era, e di conseguenza creando, cioè, rimettendo in sesto le pietre che hanno trovato. C'è un recinto, no, vacci piano. C'è un recinto, come vedete all'interno, che conduce all'ingresso e qui c'è una canaletta che consente la fuoriuscita dell'acqua quando c'è il troppo pieno. Ecco la canaletta, si vede l'acqua e torniamo a questi gradoni. I gradoni che sono su, contrari a quelli di giù, paralleli. Allora, io mi sono fatto le mie considerazioni, partendo dalla mia passione per le tradizioni popolari. Le tradizioni popolari servono, dovrebbero servire, ma in archeologia non fanno testo, perché non sono su base scientifica. Però sono quel poco che resta di quello che era. C'è una festa che sto personalmente cercando di recuperare vicino a casa, in occasione del solstizio d'estate, che è i fuochi di San Giovanni. I fuochi di San Giovanni si accendono delle erbe particolari, si saltano e si diventa compari. La storia è breve. Però assieme al fuoco di San Giovanni c'era una tradizione, che era quella del Sabamuda, un'acqua che bisognava andare a prendere da una fontana fuori paese a mezzanotte, partendo dalla chiesa di San Giovanni, bussando alla porta chiusa e dicendo stiamo andando Esimus, stiamo andando. Si andava in silenzio in fila indiana, perché a fianco ci andavano i morti. Tornavano per far parte, partecipare a quel rito. E loro ci credevano. In alcuni paesi si fanno dei pani, un pane che viene distribuito lo chiamano sul lazzaretto.
c'è Sapipia, Gesù Pipio e Gesù Lazzaretto. Questo Lazzaretto, a vederlo, sembra un bambino fasciato. Quelli della mia età si ricorderanno che i bambini venivano fasciati e sfasciati, per quello siamo tutti sfasciati. Bene, questo Lazzaretto non è fasciato fino al petto, è fasciato fin su. Può essere una briciola, può essere che sia una briciola di un qualcosa che faceva parte della cultura che noi abbiamo fatto diventare abitudine, senza chiederci perché. Può essere che si tratti veramente di un defunto che rinasce. Lazzaro, alzati e cammina, in occasione della festa di San Giovanni. In un altro paese si offrono ai convenuti delle fave bollite, e le fave è notorio che erano il cibo dei morti. Allora, se questa gente andava all'acqua e lo faceva occupando uno spazio e lasciando libero l'altro, adesso qui lo dico, qui lo nego, non prendetemi per scemo, però da scuola non mi mandano via, le capre dal monte non mi scendono, mia moglie continua a farmi da mangiare, non ho problemi, sì, altrimenti negavo gli alimenti. Allora, chi mi dice, e poi un'altra cosa, se siete pratici di domus, dei conchedas, di Janas, mi danno fastidio, le fatte non sono mai esistite. In quei luoghi c'erano i cadaveri, non c'erano le fatte turchine. È un'offesa alla mia cultura sentir parlare di fatte, casa delle fatte, ma quando? C'erano cadaveri in putrefazione, non c'erano fatte. È un'offesa. In quelle domus, in quelle tombe, se andate a Oniferi, sa sconchedas, vedrete i petroglifi capovolti. Le anime, perché le anime c'erano, i defunti perché i defunti c'erano, non andavano in cielo, tornavano alla madre, tornavano alla terra, per cui capovolti. E morivano e rinascevano. La spirale è un significato. Ma nelle tombe, in quelle domus, è possibilissimo, è frequente trovare dei pipistrelli. I pipistrelli sono a testa in giù. Muoiono e rinascono. Loro erano convinti che morissero e rinascessero. Noi sappiamo che ci addormentano e tornano e si svegliano, che c'è il letargo. Tanti simboli postano a portare che loro credevano a certe cose. Allora, perché non pensare che a quest'acqua, in un luogo sacro, loro non andassero da soli, ma andassero anche con i loro defunti? Loro scendevano nei gradini e i capovolti scendevano da quelli di su. Qui lo dico, qui lo nego, fatene l'uso che volete. A me sta bene pensarla in questa maniera, mi gratifica. E quindi è simbolo del pozzo sacro il gradone sopraelevato, parallelo a quello di sotto, capovolto. E poi, eccolo qua, doppia scala. Ecco il grandangolo che ti porta dentro la fotografia, ti fa diventare un tutt'uno, e ti fa entrare dentro l'acqua. Quest'acqua, se io nel fare quei gradini per fare la fotografia mi emoziono, ma loro quando ci andavano che cosa provavano? Andavano a bere come bevono i cani, immergevano la testa per bere oppure mettevano le mani e bevevano dalle mani? Possibile? Era un tabernacolo, c'era il divino. Allora, questo pozzo, che è simile all'altro che vedremo adesso, è caratteristico perché in fondo, su, c'è una cupola, una tolos, che è tipica dei pozzi, con un'apertura per farci entrare la luna. La vedremo con un altro pozzo. Qui, questa tolos sopra in fondo, è soverchiata da un'altra tolos, ce ne sono due.
ed è due casi. Uno è questo, l'altro è simile a questo che andremo a vedere dopo. Purtroppo nel rifacimento questa seconda Tolos è stata maltrattata e non c'è più. Per cui sembra di assistere alla presenza di un nuraghe, ma nuraghe non era. Questa è un'altra fotografia d'insieme. E qui siamo al pozzo sacro di Villa Puzzu Ispirois. Ecco, guardate un pochettino che cosa succede. Questa pietra qui davanti non so se sia una cosa aggiunta o altro, non lo so, però i gradoni, guardate, la discesa, i gradoni superiori. Guardate il gioco dell'acqua, il capovolto. Il capovolto. Esa magia de esas predas pintadas e doladas, la magia. Io lo capisco, io lo so, ma loro lo sapevano, non lo so. E se lo sapevano se ne fregavano perché volevano provare l'emozione, la suggestione. Erano davanti al sacro. L'acqua era sacra in tutti i casi. Guardate. Come faccio a rimanere indenne a non provare emozione e suggestione davanti a una situazione del genere? Guardate la scala di sopra, la capovolta. Perché tanta lotta, tanto sacrificio per fare quello? Ma non potevano fare unire le due sommità, fare un angolo a sesto acuto. Perché questi gradoni? Avevano un significato. Io sto cercando di darglielo. Qui siamo a Santa Vittoria, a Serri, un esempio appunto, di sincretismo religioso. Un insediamento in altura, qui siamo nelle Giare, le Giare, Gesturi, Serri, Genoni e compagnia cantante, sono dei luoghi in altura che sembrerebbero degli altopiani vulcanici, privi di acqua, c'è solo acqua piovana. I cavallini della Giara, se non c'è nessuno che gli porta l'acqua, una volta che finisce l'acqua piovuta, muoiono di sete. E bisogna portare l'acqua con le autobotti. Quindi che non c'è acqua. Bene, in questo luogo c'è un villaggio straordinario, lungo, un santuario, perché santuario era, dove c'è un pozzo sacro. E che lo era, lo dimostra il fatto che ci hanno fatto la chiesa. Che ci hanno fatto la chiesa dedicata a Santa Vittoria, va bene? Ecco il pozzo asciutto, l'oltraggio che ho avuto quando ho preso la macchinetta per farmi dire che cos'era il pozzo, per farmi raccontare la storia del pozzo. Non lo so se ha avuto problemi di un'infanzia infelice, chi l'ha detto, chi l'ha sostenuto, che l'acqua praticamente, il pozzo veniva riempito per le grandi occasioni. Io mi consento di dire che è una scemenza totale. E sarebbero venuti a vedere un pozzo riempito per le grandi occasioni con quale acqua, se acqua non ce n'era in tutti i casi. Da tanti altrove per vedere un pozzo riempito. Per me è pazzesco. Per cui l'acqua ci deve essere il prodigio dell'acqua in quel luogo dove acqua non c'era. E hanno creato questa struttura straordinaria. Guardate, ecco che le cerco queste cose per emozionarmi, per suggestionarmi, fate voi quello che vi pare piace. E hanno tutti quanti questi pozzi la stessa forma, una specie di toppa di chiave. Canaletta esterna, e questi sono camminamenti che praticamente portavano dal basso, dalla pianura su al santuario, i pellegrini che ci andavano.
erano dei percorsi obbligati. E se li hanno fatti vuol dire che la gente ci andava. Ed era tanta, tanta. Perché guardate il camminamento. Il camminamento. Venivano e poi arrivavano al villaggio. Guardate. Una trincea. Fatta per che cosa? Perché passava una persona, 2 persone, 3 persone. Poi c'era gente che veniva per vedere un pozzo che veniva riempito per quell'occasione e poi per tutto il resto dell'anno. E così che nuraghi, capanne. Ecco, guardate un pochettino, siamo in altura con l'infondo e serri. Stiamo parlando di un dislivello di 150-200 metri. Ecco, e poi il bello è questo, che una volta arrivati su c'è un piazzale grande, dove sono rimasti i resti di che cosa? Delle imboccature di case che non ci sono più, dove c'erano palizzate per coprire. Così che qui c'era la gente, qui magari c'erano bancarelle, che cosa sono? Non lo so. C'era un santuario d'altronde, dovevano trovare qualcosa, comprare il gelato, il panino, il kebab, il disco mai da te. Ecco, guardate. Quello che è rimasto dovrebbe aiutarci a capire. Era un villaggio popolato, importante, un santuario importante che aveva a che fare con l'acqua di quel pozzo sacro dove avvenivano dei riti. Qui siamo a Ballao, fontana coperta, piena campagna assolata e anche qui priva di acqua. Questo posto è stato ricostruito e chi l'ha ricostruito ci ha messo un bel po' di cemento in più di quello che avrebbe dovuto, non è stato ricostruito a secco. Fatto sta che c'è ancora l'acqua, gradoni, visto dall'alto. Allora, state attenti che qua, lo vedete, c'è una griglia in mezzo all'acqua, perché da lì parte il pozzo, profondo, non so quanto, però c'è ancora un pozzo e c'è la griglia per non caderci dentro. Qui siamo a Perfugas, pozzo sacro di Pedrio Canopoli. Il pozzo è stato inglobato all'interno del paese, è stato risparmiato, però tutto intorno ci sono le case. E anche questo è di straordinaria bellezza. Vedete tutti intorno i famosi bugni. Si dice che siano per sollevare i massi, ma per carità, sono simbolici. Fate la pesca. Sta di fatto che i massi li facevano lì, li squadravano lì o li trasportavano da altrove. Come si fa a saperlo? Non è scritto da nessuna parte. Anche qui, vedete, a forma di toppa di chiave. Guardate. Gradini, acqua e via a cercare le forme. Ecco, questo dettaglio dello spigolo che sporge è presente anche in altri pozzi. Santa Cristina di Paoli Latino, per esempio. Erano dei segnalibro, erano dei segni per contare il livello dell'acqua quando saliva, o il sole quando entrava e usciva, o la luna. Erano segnali, erano messaggi, non lo sappiamo. Però sta di fatto perché non sono perfettamente lineari. Un motivo ci doveva essere. Qui siamo a Nulvi, Irru. Questo purtroppo doveva essere un grandissimo, importantissimo pozzo che è stato purtroppo danneggiato in fase di scavo e rimesso su alla Carlona, e mi dispiace dirlo, perché il pozzo era importante, si vede dalla presenza di tutto. Però
le pietre sono state rimesse male. Non è possibile. Allora quest'acqua è finta per fare la fotografia. Deve essere magnifico. È stato sormontato, ecco, il pozzo è qua in questa struttura, e ripeto, deve essere importantissimo, però non è possibile capire esattamente com'era e come non era. L'acqua c'era, e anche abbondante, perché lo denotano tutti i resti che sono intorno. Resti che, come vedete, nessuno è in grado di rimettere a posto, perché nessuno è in grado di sapere che cosa erano, dove erano e che cosa rappresentavano. Guardate. Bugni, anche qui, erano decorativi. Trattandosi di acqua, torno a dire, potevano essere capezzoli. Ecco, attenti. Questo è il culmine, l'apice di un qualcosa che c'era e non c'è più. Era quello che vedremo sul Tempiso, praticamente, era sopra. Ma qui siamo a Nulvi, che è vicino a Sassari. Ma allora i Pozzi avevano veramente un catechismo, uno spartito da rispettare. E qual era l'università che insegnava a fare queste cose? Chi era che insegnava a fare queste cose? E quanti erano a saperle fare? Qui siamo a Sorso, un altro pozzo, insolito, perché è curvilineo. Anche qui, tutto intorno pietre disseminate, che sarebbe straordinario sapere dove cavolo potevano essere. Aveva una copertura, non aveva una copertura, che tipo di copertura poteva avere? Non si sa, dal di fatto che anche qui si scende nelle viscere della terra per arrivare all'acqua. L'acqua c'è sempre. E tutto intorno pietre. Gli hanno messo il recinto perché il pozzo si dice che sia profondo. Guardate come curvilineo. È un simbolismo evidente. E tutto intorno pietre, canalette, guardate. Però sono lì. Dove si mettono? Dove erano? Boh, fate la pesca. Guardate. Guardate queste qui, questi scafi, queste colonne. Sembrano fatte da Sciolla. Solo che Sciolla c'aveva attrezzi, le mole. Questi come le hanno fatte? E siamo ancora al bronzo. Qui, in questi fori, c'era la possibilità di infilzare le basi di doni votivi, perché il sacro, guardate le colonne, questa sorta di colonne. Ecco, guardate un altro apice di colmo di pozzo, simile a quello di prima, e simile ancora a quello del Tempiso che vedremo. E qui da Sorso a Nulvi ci saranno 150-200 chilometri. Come questa storia. E anche qui, come vedremo su Tempiso, sopra c'è l'incavo, lo scavo, per infilarci delle spade votive, come quelle che sono state trovate su Tempiso. Qui siamo nelle vicinanze di Nuoro, a Nudule, un villaggio tutto particolare. Su in cima c'è un nuraghe, quello che resta, e tutto intorno ci sono delle cose straordinarie, ci sono dei circoli megalitici. Vedete? E poi c'è questa fonte sacra, particolare, anche questa forma di cosa, di toppa di chiave, però questa è diversa, perché ha una specialità. Qui potremmo dire veramente di trovarci al cospetto di pietre dipinte.
ma dipinte non sono, perché queste pietre sono tutte di colore diverso, portate da chissà dove, per realizzare questa cupoletta interna, che io, Franco Stefano Ruggio, sempre per quel motivo che ho detto prima, non ci vedo niente di strano a dire che questo è un ombelico e che queste sono le gambe della Dea Madre che dà l'acqua. Guardate, sono pietre diverse, naturali, non colorate, assemblate, una sorta di arcobaleno. Guardate, queste sono foto fatte dall'interno che i gestori mi hanno consentito di entrare per poter fare col grandangolo appunto questa immagine. E qui siamo sotto in Pieso. Ho avuto la fortuna e la possibilità di fotografare l'equinozio di primavera, perché in quel giorno praticamente scompaiono le ombre e all'alba il pozzo viene illuminato frontalmente in una maniera unica di quei giorni, non negli altri giorni. Eccolo qua, tutto in Pieso. Gli manca la parte superiore, però è già incantevole così com'è. E anche qui posso dire che mi sembra di trovarmi di fronte a un quadro di autore, dipinto, pintata e dolata. Torniamo a bomba, a bere, acqua da bere. Ma c'era bisogno di vedere di fare questo dettaglio, di andare a cercare la bellezza di questo dettaglio per bere. Era un significato, non poteva essere diversamente. C'era un significato, un motivo, un rispetto del sacro. Fatto sta che sotto, nell'acqua che fuoriesce dal pozzo e poi incanalata da loro, esce in questa fonte inferiore, è proprio qui che hanno trovato i doni che hanno trovato, perché hanno trovato tanti doni votivi in bronzo. E non sembra una magia questo volto che sembra proteggere la sorgente. Sarà suggestione, chiamatela come volete, però io nel vederla rimango così. E loro, se c'era anche allora e non è diventata nel mentre, boh. Fatto sta che le forme di questa struttura sono uniche nel suo genere e sono straordinarie. Guardate la perfezione che hanno raggiunto in un posto dove l'acqua c'era soltanto in questo punto. Un prodigio. Guardate. Quella è la vaschetta di decantazione, anche quello c'era, perché l'acqua che usciva fosse pulita. Ci facevano la vaschetta di decantazione, le impurità ci andavano lì dentro, quella che usciva fuori era pulita. E qui uno si sbronza con una macchina fotografica, si prende una sbronza di quelle solenni, perché non è possibile che ogni dettaglio non richiami qualcosa. E stupisce la bravura di questa gente, la fatica di questa gente nel fare questo che hanno fatto. Ecco che il sole sta sollevando e il pozzo, qui sto vedendo da là, al contrario, verso il sole, le varie gradazioni di grigio. Guardate, l'ombra scompare ed accade solo in quei giorni. Gli altri giorni è sempre laterale e fa ombra. Guardate il dettaglio che abbiamo visto prima. L'acqua è la trasparenza e non è sacra. Ci vuole o non ci vuole un tempio, una cappella sistina? Io non ho paura a dirlo, ma guardate il dettaglio, quello che resta, guardate questo dettaglio, tutto intorno. Ma perché cosa? Per bere un sorso d'acqua.
manco per niente. Ed era sacrificio anche arrivarci, perché non è che mica facile arrivare adesso. Ma guardate, ma in quale università hanno imparato questi architetti a realizzare questo progetto? In questa perfezione di forme. Guardate, gli archetti, guardate, è un di più di grazia, è un di più. Avrà anche la sua valenza architettonica di sostenere le pareti. Però guardate l'eleganza, la bellezza. I gradoni, anche se non sembra, anche qui ci sono i gradoni capovolti, sopra. Anche qui i gradoni capovolti. Guardate la trasparenza dell'acqua. Ecco, quest'ombra serve appunto per capire che c'è il rilievo delle pietre che sono sopra. Guardate, guardate la perfezione dell'incastro. Guardate, dove è stato fatto questo? In marmeria? Dove l'hanno fatto? Perfettamente, combaciano perfettamente, senza bisogno di malta, di cemento, a secco. Sempre tornando alla domanda, per un sorso d'acqua da bere. Ecco, il timpano. Terminavano il cemento con un fastigio costituito da un unico concio, tronco piramidale, che nella parte superiore piana recava in fisse 20 spade votive in bronzo, andate sgraffignate, non disperse, sgraffignate, nel 1953. Ora, la domanda è anche un'altra. Ma non è che quelle spade lì fossero dei catturafulmini? Non è che catturavano, erano lì per catturare energia, per chiedere la pioggia. Il metallo è o non è conduttore di energia? E in caso di pioggia è sempre meglio nasconderlo perché ti arriva il fulmine. Sono domande cretine, sempre di Franco Stefano Luglio. Ecco il timpano, lo vedete? Anche quello è andato via. Lo hanno portato via, questo timpano, che è simile a quello che abbiamo visto negli altri pozzi. E ci sono chilometri di distanza. Gli archetti, il bugno e Mammeloni. Ce n'erano anche altri, anche questi scomparsi. La perfezione delle pietre, quello spigolo di cui vi ho parlato prima, anche qui era per misurare il livello dell'acqua? Non lo so. E poi questa è la volta del pozzo, anche qui con pietre colorate. E adesso una provocazione. Lo sapete cos'è questo? Questo. Guardate questo e guardate questo. Guardate questo e guardate questo. Lo sapete cos'è questo? Questo è l'antro della Sibilla Cumana. Vi sembra o non vi sembra che ci sia un richiamo? È alla Sibilla Cumana. Cosa si andava a fare? A bere acqua? No, si andava a chiedere il proprio destino, a farci leggere la mano, a farci fare il gioco delle carte. E quindi su Tempiesu poteva essere un luogo dove andare a chiedere il destino. Perché questa somiglianza? Ve la faccio vedere ancora una volta. E anche questo è Franco Stefano Luglio.
Santa Cristina, un altro villaggio santuario che per sincretismo religioso è diventato Santa Cristina con tanto di chiesa. Peccato che la chiesa l'abbiano costruita con le pietre che hanno tolto dal pozzo e da altre cose. Comunque, un bel nuraghe, delle capanne lunghe in pietra con due entrate e uscite che non si capisce se era per raccogliere bestiame o per fedeli quando venivano. Nuraghe, possente, e lui, all'interno del cerchio, a forma di toppa di chiave, il pozzo sacro, la forma più incredibile di perfezione architettonica e di suggestione che evoca, perché evoca suggestione, di giorno e soprattutto di notte. Guardate un po'. Questa è la cima di quella Tolos che vi dicevo prima, di quel tempio di Olbia e di Villa Buzzi. C'è una Tolos. Ecco, immaginate che sopra questa Tolos ne abbiano costruito un'altra a Olbia e a Nuci e a Villa Buzzi. Qua c'è una Tolos. Da questo foro entra la luce della luna a ogni plenilunio. Ai 18 anni e 6 mesi succede che l'acqua, la luna, va a finire sul pozzo. La famosa luna nel pozzo. Entra da quella cavità e si infila, 18 anni e 6 mesi. E il fatto è che questa roba qui è un orologio perfetto, non sgarra un minuto. Ed ecco la magia. Esa magia de las predas, pintadas e doladas. Guardate, la perfezione della forma dei gradini. Questa è la luce del sole vista attraverso quel foro. Questo è il sole. Questo è visto da dentro, la Tolos con i gradoni superiori. Questa è l'acqua che scende. E qui siamo al 21 di marzo. 21 di marzo, mezzogiorno. Ok? Cosa succede? Succede che il sole non entra in modo particolare, entra rasente ai gradini, fa scomparire i gradini perché crea un'ombra unica. E l'ombra della persona, nel caso specifico sono io, si proietta verso l'acqua. Questo è mezzogiorno. Però succede il prodigio, che la figura proiettata verso l'acqua appare capovolta a testa in giù dall'altra parte. 21 di marzo a mezzogiorno. Anche qui, come vedete, i famosi spigoli. Tecnica costruttiva uguale. Guardate, l'ombra che si proietta a testa in giù, capovolto, muore e rinasce. E siccome fa giochi, l'acqua fa giochi, può anche fare suggestione, questo gioco di cose di acqua. Questo è il pozzo visto dall'interno. A settembre accade il contrario. L'ombra va non più sull'acqua, ma sulla parete. Proietta l'ombra della persona sulla parete, che a sua volta la rimanda all'acqua a testa in giù. E fa il contrario. Altra magia. Come facevano questi a sapere che poteva accadere e a sapere che accadeva un anno dopo? Per essere così precisi, lasciavano il lavoro a metà? Oppure guardate. La luna. Qui siamo a un plenilunio, nei pressi di quei 18 anni e 6 mesi che non ho potuto fotografare perché quando sono andato si erano appropriati su base scientifica dei personaggi che
che hanno messo di tutte fotografie, macchine fotografiche con cavalletti da tutte le parti, e per cui non mi è stato possibile fare niente, manco vederlo. Per cui mi sono dovuto accontentare di fotografare, per dire c'ero anch'io. Però sta di fatto che vedo che la luna dentro entra. Avete l'orsa? Mano libera, perché il cavalletto, essendo in quella situazione, non mi è stato consentito farlo. E qui siamo a casa nostra. Qui c'è un albero che non c'è più. Qui ero dentro il pozzo. E qui lascio che siano le immagini a parlare, perché ci avete tutto un anno. Una magia nella magia. E la bellezza di questo posto è d'inverno, quando c'è umido, quando si prende l'odore del muschio. Il silenzio è ancora più profondo. E l'acqua fa i suoi giochi per far nascere e crescere suggestioni ed emozioni. E quindi emozionatevi se volete. Questa è l'unica che ho fotografato praticamente d'estate, e d'estate è impossibile fotografare perché le ombre non è possibile dominarle. Un'unica cosa prima di continuare. È il luogo dove maggiormente si vede il passaggio di consegna da un concetto a un altro. Il luogo dove si vede il passaggio dalla concezione della capanna circolare alla concezione della capanna rettangolare, dove si è arrivati al raggiungimento del capire cosa voleva dire testata d'angolo. Ne parla il Vangelo, la pietra scartata dai muratori è diventata testata d'angolo, l'importanza della testata d'angolo. Qui ci hanno fatto come si chiama? I megaro. E qui si vede palese, e mi chiedo, quel passaggio di consegne tra generazioni sarà stato indolore? Avranno messo in crisi la giunta del sindaco? Avranno fatto campagna elettorale? Però la perfezione di quello che hanno ottenuto, c'è da dire, Dio le benedica per averlo fatto. Un'altra cosa, mi è stato detto che all'interno del labirinto sono stati rinvenuti in quantità industriale dei sassolini, e non si capisce che cosa poteva essere e che cosa possa essere. Sempre risalendo con la mia famosa vita precedente legata alle tradizioni popolari, io avevo conosciuto un uomo anziano che aveva fatto il pastore da ragazzo, da bambino, in Ogliastra, Capraro, che avevano chiamato a quell'ovile un uomo che sapeva legare l'aquila. Avete capito bene cosa ho detto? Legare l'aquila. Che fosse possibile legare l'aquila, lo dicono anche i nostri dizos. Quando una persona parla talmente bene che è capace di incantare. Parla talmente bene che è capace di incantare l'aquila, di legarla. Allora, questo signore, un uomo vecchio, che però emanava regalità nel movimento, capiva? Questo bambino, questo uomo anziano che era bambino al tempo, era rimasto impressionato dalla regalità di quest'uomo, da come camminava, dal rispetto che gli davano gli altri. Lo avevano ossequiato, riverito, dato da mangiare e da bere. Al momento del dunque lui aveva detto: sì, vabbè, adesso per favore ditemi qual è la parte dell'aquila. State attenti al concetto. Non è a preparare il fucile a ballasola per ucciderla. No, l'aquila ha diritto, come tutte le creature, di mangiare quando ha fame. E quindi se non ne trova, ha bisogno della parte. E tu che ne hai, devi essere così generoso da dargliela. E dunque,
qual è essa parte disabile? Qual è la parte che spetta all'aquila? E lì a scegliere questo. E segnava un capretto, un maialetto. Segnalo, fagli un segno, e che non perda sangue. E altrimenti bisogna rifare. Va bene? L'aquila su che girava. Lui si sposta, la pelle d'oca nel dirvelo. Lui che si sposta, una specie di promontorietto, lontano dagli altri, guarda su e dietro, aveva le mani dietro e faceva così e snocciolava sassolini e parlava. Quella girava, 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 se n'è andata. Quando è scesa su quell'animale che era segnato e il gregge non si è spaventato. Ora, quell'usanza di quell'uomo, vecchio di 1000 anni, è possibile che fosse l'usanza di quelli che nel labirinto giravano, pregando, facendo scendere sassolini. Qui lo dico e qui lo nego, sempre Franco Stefano Ruio. Labirinto. Questo è un altro labirinto, Luzanas, in una domus di Benetutti, chiamata proprio la tomba del labirinto. Io, per cercare di capirci qualcosa, mi sono divertito a colorare, per cercare di capire se era una qualcosa che ti consentiva di entrare e uscire. Non c'è verso. Evidentemente è qualcos'altro. Però è conosciuta come la tomba del labirinto. E che il labirinto fosse importante, il significato del labirinto lo porta anche la religione cristiana, non solamente la minoica di Minos. Al centro del labirinto, alla fine della ricerca, di questa affannosa ricerca di uscirne dagli affanni di questo cerchio, Gesù Cristo, la soluzione. Qual era la soluzione del labirinto di Romanzeso? Fatta la pesca, il pozzo. Meraviglioso, peccato questa volta qui che sono venuto c'era un po' di acqua, con foglie che scendevano a farle sembrare quasi petali di fiori. E quella specie di figura, quella pietra che sembra la madre dell'acqua. E poi questo corridoio che esce da lì. Allora la mia domanda è questa: ma per arrivare fin qua quell'acqua, per arrivare fin qua, per esserci questo qui, questo anfiteatro, per pensare che potessero veramente venire per bagnarsi i piedi in quest'acqua, da quell'acqua lì doveva uscire acqua come quella di Saoche, da quel pozzo deve uscire acqua talmente abbondante, a bolla, deve uscire copiosa, non sempre, ma periodicamente, tanto da pretendere un corridoio per una vasca di raccolta, il prodigio. Ed ecco, secondo me, perché è romanzese. Ecco perché d'inverno quando c'è anche acqua, io sempre a Francesco, acqua ce n'è? No, no. Altrimenti prendo subito l'elicottero e arrivo. Come si fanno le suggestionati? Boh, non lo so. E poi queste capanne, con questi segni, perché sono segni, cosa vogliono dire? Ma vuoi una capanna per abitarci, per restringerla ancora di più dallo stretto che è, con dei simboli, con delle pietre, ma per metterci cosa? Il forno a microonde? Che cosa?
punto interrogativo. E con queste immagini vi saluto. Se vi ho deluso, perdonatemi.